Legalità va mantenuta non come accade in questo paese dove per andare in galera ti devi mettere d'impegno, ma bisogna inasprire le pene, mettere in galera questi delinquenti e buttare via le chiavi. Il presidente Zaia chiede più impegno al governo. La criminalità che sta colpendo anche il Bassanese si deve combattere con una politica del rigore che da un lato metta le forze dell'ordine in condizione di poter garantire la sicurezza, dall'altro assicuri la giusta pena a chi delinque. Furti, rapine a mano armata, spaccate e da ultimo la baby gang bassanese che terrorizzava i coetanei in un'escalation di crimini che raramente si è vista nel nostro territorio. Ma a suscitare preoccupazione c'è anche un autunno di crisi che si preannuncia caldissimo. Scioperi, cortei, manifestazioni in cui la tensione può sfociare, e questo il pericolo, in atti di violenza. C'è già un segnale rispetto a quello che è accaduto a Padova che va condannato senza se e senza ma. Ben venga il confronto, anche duro, ma che sia democratico e che sia nel rispetto della legalità. Quindi la condanna da un lato e dall'altro la grande preoccupazione ormai dei focolai a livello nazionale che vanno gestite con risposte concrete da parte del governo, sicuramente non con provvedimenti che affamano ancora di più il popolo. Una tensione che trova terreno di scontro anche di fronte ad un'immigrazione che la nostra regione, sostiene Zaia, non è più in grado di sostenere. I veneti conoscono l'emigrazione, ci sono più veneti fuori dal Veneto che in Veneto, però diciamo che in questo momento con 42.000 immigrati disoccupati, posto per immigrati non ce n'è più.